Il signore che state vedendo si chiama Paolo Messina, residente in via Cicere di Francisca, a Favara. Cosa sta facendo? Sta dando una spazzata, sta pulendo il tratto della pubblica via di fronte alla propria abitazione da rifiuti di ogni genere. E proprio riguardo allo spazzamento della strada e ai problemi connessi, il signor Messina ha contattato la nostra redazione, lamentando la giacenza di spazzatura lungo il tratto che collega Viale Petronenni a via Capitano Callea. Ecco che stamane Sicilia TV ha effettuato un sopralluogo per constatare la reale condizione della pulizia di via Cicere di Francisca. Lattine e bottiglie, cartacea e plastica, piccoli ammassi di rifiuti qua e là, ma nulla di più. Certo, bisogna considerare che ha provveduto lo stesso signor Messina, in questi giorni, a ripulire il tutto. Da segnalare però la presenza di alcune siringhe ai bordi della strada. Quello che ci riferisce a malincuore il residente di via Cicere di Francisca è come, in 2 anni che abita sul posto, questo sia stato abbandonato a se stesso. Mancata pulizia, mancati controlli, è questo ciò che lamenta Paolo Messina. A questi problemi si aggiunge poi, a detta del cittadino, l'inciviltà di alcuni soggetti che abbandonano sacchetti di spazzatura ai margini della strada. L'ultima una settimana fa, proprio qua dietro, una signora che io non conosco. Cioè mi trovavo qua e visto sta macchina fermare e dei sacchetti che volavano, a che mi sono premurato, arrivare al cancello, chiamarla, una signora ben vestita, ho detto ma scusami, che è qua, discarica differenziata? Cioè non ha saputo, si è messa in macchina, assessore per favore ti prendi la spazzatura, te la metti in macchina e te la porti a casa. Cioè così in pieno giorno, senza nessuna, tranquillamente, cioè chi arriva butta. E le tasse sui rifiuti, che a Favara, dopo la dichiarazione del dissesto finanziario, sono state portate al massimo consentito per legge, il signor Messina ammette di pagarle, ma per un servizio che non percepisce. Il problema è il discorso del spazzamento della strada, perché da 2 anni che abito qua non vedo mai nessuno. Cioè se abbiamo qua un problema dobbiamo chiamare, come non lo so, fare un favore perché per pulire la strada, ma cioè, questo è un servizio che devono fare regolarmente al signor sindaco. Cioè, devo dire di uscire un po' dal mondo virtuale in cui vive, andare sulle strade, vedere i problemi, cioè andare a controllare perché effettivamente se puliscono o non puliscono, perché io pago un servizio per avere, poi io mi devo pulire la strada. Se allora il signor sindaco mi dice voi fai da te, vabbè, puliamo noi la strada, ci tolgono questa tassa e allora, visto che abbiamo la Tari più cara, a Favara per avere niente, assolutamente niente, come vedete qua, quello che si ringa di tutto, di più, spazzamento, non ho mai visto nessuno che pulisce. Ma i problemi di via Cicere di Francisca non finiscono qui, né tantomeno è la prima volta che vengono segnalati. Già nel 2015 lo stesso cittadino segnalava il pericolo derivante da un'importante buca stradale. Il dissesto fu poi riparato dalla società Girgenti Acque all'indomani del servizio andato in onda su Sicilia TV Notiziario. Adesso il problema riguarda invece i tombini e le caditoie, palesemente otturate. Diverse volte qua abbiamo avuto dei problemi con smottamenti di tombini, il dirigente Acqua dice che non è problema suo, è del comune, il comune passa la palla al dirigente Acqua. Comunque sta di fatto che qua ogni anno ci sono sempre problemi, non si capisce chi deve sistemare queste cadatoie che sono sempre otturate, non li pulisce mai nessuno. E la delusione del cittadino Messina, che abita nel posto da circa 2 anni, sta nel mancato cambiamento che auspicava dalla nuova amministrazione pentastellata. Il residente di via Cicere di Francisca ha detto ai nostri microfoni di essersi pentito amaramente del voto dato ai 5 Stelle. Forse Paolo Messina si aspettava una discontinuità con il passato, ma l'aspettativa non gli sembra lo abbia ripagato. Ma noi speravamo che qualcosa cambiava, visto tutte le belle parole della campagna elettorale della signora Alba, che io tra l'altro ho votato, sono pentito amaramente, però voglio dire, di uscire un pochino dal mondo virtuale in cui vivono, perché ormai tutti vivono telefonini, mondo virtuale, cioè scendere un pochino nel mondo reale. Cioè capire il problema, andare in piazza, parlare con la gente, il sindaco questo deve fare. Cioè io non posso ogni
chiamare a questo, a quello per avere un servizio che io pago profumatamente per non avere niente, e come hai visto c'è di tutto di più. Intanto il cittadino convive con i disagi del posto e, per quanto può, provvede lui stesso a dare un po' di decoro all'immagine pubblica della strada. E mi pare anche giusto tenere un pochino di decoro, visto che nessuno ci pensa, lo facciamo noi, anche perché ti viene a trovare un amico o un parente, una cosa, arrivando qua davanti al cancello, ti vede la spazzatura, i sacchetti buttati in strada, non mi sembra neanche bello. Cioè, se lo dobbiamo fare noi, lo facciamo noi, ma io non pagherò più la tassa.